San Pietro! Anche lei, padre? Ogni anno qui solitudo, ma la persuade. Una desiderio solitudo, este desiderio. Pode divisi, via di via, vertinosità. La prima beva, sunt respande. Il parroco, per favore. Mi avete fatto Paura? Mi dispiace. Sta di qua o di là? No, volevo dire se sta Fessando. Datemi, ve la porto in gang. Non in gang, grazie. Prego. San Salvatore, se non sbaglio. Non si è sbagliato. Benvenuti in questa chiesa, allora. Ben trovato, padre. Scusate. Venga, finisco di confessare, sono subito da lei. Se vuole che l'aiuti. Grazie, sì, così ci sbrighiamo prima. Dunque, questo è Don Salvatore, mio nuovo aiutante, il nuovo viceparroco. Buongiorno. Che Dio la benedica. Così giovane e già viceparroco. Hai visto? Bene, allora io vado in quell'altro confessionario. Grazie. Beh, Don Salvatore è un prete giovane e moderno e avrà più pazienza con voi, più di quanto non ne abbia il vostro vecchio parroco brontolone. Allora, se due di voi vanno con lui, ci sbrighiamo prima, Ma così senza conoscerlo. Ma se ve l'ho presentato. Don Clemente, mi scusi, ma lei sa che io mi trovo bene solo con lei. Vabbè, ho capito. In nome del Padre, del Padre, Figlio e del dello Figlio e dello Spirito Spirito Santo. Così sia. Così sia. Dimmi tutto, figliola. Padre, il lunedì verso le 5 mi è venuto a trovare un signore distinto, vestito bene. Fa l'industriale a Rieti. Ho peccato con lui 3 volte, ma Vai avanti, figliola. verso le 8 ho suonato la porta ed era un giovanotto dentista. E padre ho commesso peccato come quello di prima. Poi è venuto anche un direttore. Ancora. Il martedì verso mezzogiorno un commerciante d'ingrosso. Però ho voluto fare cose strane. Il pomeriggio invece per nuovo. Un'altra volta. Mercoledì non ho fatto niente, stavo male. Treno Bilonte, Milano. Di nuovo.
pezzo grosso della divina. Va bene, figliora, ma se ti penti e prometti di non peccare più, Dio ti perdonerà. Per penitenza 5 Pater, Ave Gloria. Io ti assolvo in nome del Padre, Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. In nome del Padre, e del Figlio e di Spirito Sancti. Amen. Dimmi tutto, figliola. Ma di nuovo? Come sarebbe a dire di nuovo? Ma so quella di prima, padre. E che stai a fare lì? Beh, me levavo un po' di penitenza, ma se lei vuole mi riconfesso di nuovo. No, no, per carità, quello che mi hai detto basta per 20 confessioni. Oh, scusi. Sì. No, no, così no, ti prego, Giorgio, non mi fai male. No, Giorgio, ti prego. E allora ti bene da mamma, No, no, non è così. Sì, No. sì, Giorgio, vuoi sì. Ancora, ancora, ti prego. Mi piace. Mamma, ti prego ancora. Si provava parecchi, appena arrivati. In nostre chiese in Germania usano tutti questi per prediche. Il parroco può parlare di altare, di pulpito, di dove vuole, senza fili. Con piccolissima radio e microfono trasmette di sua tasca. Wie anstellen, bitte. Chi ce l'ha messo il microfono laggiù? Io scordate oggi, padre. Ma lei dove ha imparato il suo ottimo tedesco, reverendo? In seminario a Catania. È senza amplificatore. Vai a prendere il microfono, le prossime prove falle con qualche Ave Maria. Hai già conosciuto i nostri seminaristi? Sono tutti bravi ragazzi, sai, vedrai che con loro alla fine si troverà bene. Beh, io spero di trovarmici bene fin da principio. Anche se da quel poco che ho sentito non sono proprio come i seminaristi delle mie parti. Invece ne sarà difficile coi giovani di fuori, voglio dire coi parrocchiani. Perché? Perché? Il nostro è un quartiere di figli di papà, figli di nobili, deputati. In chiesa ci rimandano i genitori per l'opinione pubblica. Sembrano ragazzi cattivi, sbandati, un po' spregiudicati. Ma in fondo sono solo ingenui, se ne accorgerà. Allora, mia cugina Sally è scesa dal suo letto ed è venuta ad infilarsi nel mio. E perché? Dice che aveva freddo, ma non faceva mica freddo quella notte, padre. Vai avanti. Stava stretta a me. Poi dice che voleva vedere se eravamo fatti allo stesso modo. Sa dove, padre? Padre. Basta! Non lo voglio sentire quello che ti ha fatto sentire, va bene? Non lo voglio sentire. Ma padre, io non volevo mica... Sono 3 mesi e mi ho rovesciato addosso tutto il vostro mondezzaio. Ma adesso basta, veramente. Allora, padre, che penitenza mi dà? L'inferno, figliola, l'inferno. Ma come? Non mi dà la soluzione? No, niente assoluzione. Neanche a me? Neanche a te. Qui si viene in chiesa a cavarsi i peccati dall'anima come si va in un bar a cavarsi la sete, senza pentimento. Poi appena uscite tu e tutte quelle svergognate delle tue amichette, ricominciate da capo, come prima, anzi peggio. Ora basta! Ora basta! Questo non è un bar. Niente penitenza, niente assoluzione, niente comunione. Il pentimento, prima il pentimento, poi la remissione dei peccati, altrimenti fuori dalla casa del Signore. Tornate solo quando avete l'animo disposto al sacramento. Intesi? E non alzare la voce che qui siamo in chiesa, sfacciata. E chi ha detto niente? Avanti un'altra. Buongiorno. Silvia. È bravo Don Salvatore. Gliel'ha cantata la messa quella, eh? Non ti impicciare, cosa vuoi ancora? Ma me levi un po' una curiosità. No, non ti levo proprio niente, fammi il favore di sparire. Gesù, io ce la metto proprio tutta. Ma così non si può continuare.
So sempre io. Ho fatto solo il giro. Ma allora me lo fai apposta. Senta, mi vuoi spiegare una cosa? Perché non mi vuoi più confessare? Perché no? Vai da Don Clemente. Ma io ormai mi sono abituata a lei. E d'ora in poi ti disabitui, va bene? E no che non va bene. Lei adesso mi confessa, se no io da qui non schiodo. Siccome non ti confesso, schiodo io. Oh. Padre, aspetti, non se ne vada. Ancora qui sei. Ma ho bisogno del conforto della fede. No, del conforto degli uomini hai bisogno. Non sei sposata, d'accordo, e un uomo ti si può concedere. Ma uno al giorno, sempre lo stesso. Tu quando ti confessi mi parli di 4, 5 per volta, e sempre diversi. Ma che colpa ne ho io se mi capitano tutti uomini diversi? Non lo faccio mica per vizio io. Che lo fai per beneficenza? Per mestiere, padre. Ecco, per mestiere. Ma allora tu sei? Mignotta, padre. Ah, brava. Questo però non me l'avevi detto. È che lei è diversa da tutti gli altri preti. De lei mi vergogno. Invece del tuo confessore vergognati di quelli che fermi per la strada. Oh, ma per chi mi ha preso? Io non batto mica, sa. Io ricevo in casa. O stradale o casalinga, sempre in peccato mortale sei. In peccato mortale chi si diverte? Io non mi diverto mica, lavoro. Anche troppo. E riposati qualche volta, no? Sciopera. Ma che so, la prima che gli capita? Sì, sei la prima. Dilettanti me ne sono capitate tante, anche al mio paese. Ma come professionista sei la prima. E non so come regolarmi. Vai in un'altra parrocchia, cambia confessore. Ma gliel'ho detto che mi sono abituata a lei, no? Troppe cattive abitudini hai. Io non capisco perché ti ostini a confessarti tutti i giorni quando sai di ricominciare subito. Perché mi dà il coraggio di tirare avanti. E tu trovi il coraggio di tornare indietro. Prova a non aprire la porta a tutti quelli che bussano e poi vieni da me. Ci proverò. Ah, brava. Ma non credo che... Ma prova, che ti costa? Prova. Che me costa? Ah, vedi il camion d'Aragoste. Oh, se mi fermate mi faccio un forfè. Come diverso il nostro paese da Roma. Sentiamo, com'è il tuo paese? Più civile, più decente. Queste donne, per esempio, non disturbano per strada gente col loro vizio. Vizio. Fino a un certo punto. Ma come fino a un certo punto? Vizio è quando uno si diverte a fare certe cose. Per queste poverette, invece, è un lavoro. Lei dunque pensa che la prostituzione sia un lavoro? Volevo dire che loro lo considerano così. Que questo non toglie niente al loro peccato. Certo che toglie. Se peccato e sacrificio c'è già l'espiazione. E il debito con la coscienza è in parte pagato. Quello con Dio però rimane aperto. Se il buon Dio giudicasse come te, figliolo, ma per fortuna misura con un altro metro. Quello suo, padre? Ma non te l'ha detto mai nessuno in Germania che sei antipatico? No, padre. Ah no, E te lo dico adesso io. E ti dico pure di giudicare il prossimo solo dopo aver giudicato te stesso. E se vuoi fare il missionario come i tuoi compagni, devi imparare ad essere buono. A comprendere. Anche le prostitute, padre? Sì, anche le prostitute, che sono creature di Dio come le altre. E se ci stanno a qualcosa servono. E se sono così la colpa non è di loro, ma dei tipi come te, che le hanno messe al bando senza capirle, aiutarle. E adesso zitto ti chiama pure stofato. Pater de Celis Deus, miserere nobis, Filii Redemptor Mundi Deus, miserere nobis, Spiritus Sancti Deus, miserere nobis, Sancta Maria, ora pro nobis, Sette assoluzioni negate, ma dico lei è matto, Don Salvatore. Sede Sapienzie, Ora pro nobis, Virgo Fidelis, ora pro nobis, La figlia di Marchio, un uomo che dà del tuo mezzo concistoro. Virgo Prudentissima, ora pro nobis, È la figlia della contessa Bellini. Virgo Veneranda, ora pro nobis, La Bergonzi, figlia di un sottosegretario. Va girando mezza nuda. Causa nostre ledizie, ora pro nobis, Anche la figlia della marchesa Corelli. Refugium Peccatorum, ora pro nobis. Ma dico, non poteva negare la soluzione a gente più modesta, che so, la figlia del giornalaio. Quella è una santa ragazza, forse perché è brutta, non lo so. a monstro tenebroso, Comunque non è come quelle puttane. Ora pro nobis, Mater Atorabilis, ora pro nobis. Don Salvatore, lei domani andrà a far visita alle famiglie per spiegare, smussare, ridimensionare. Chiaro? Lei pretende che io vada a chiedere scusa a domicilio? In 3 mesi col suo carattere lei ha fatto alla parrocchia più danno di una guerra. Voglio parlare con Monsignor Torelli, voglio tornare subito al mio paese. Si ricordi che una nuova richiesta di trasferimento, dopo un così breve tempo, deve essere ben documentata da gravi motivi. Ecco. Comunque, prima la visita alle famiglie e poi l'udienza da Monsignore. sede Sapienzie, Ora pro nobis,
Va bene, signor parroco, le visite le faccio. E cercherò anche di documentarmi. Ma se i genitori sono come i figli, stia tranquillo che Monsignor Torelli al mio paese mi ci manda. Regina Celi. Ora pro nobis. Ah, è lei, Don Salvatore. Sono proprio io. Credevo fosse l'insegnante di danza. Prego, si accomodi. Grazie. Immagino sia venuto per parlare con mia madre. Scusi, sa se la ricevo così, ma studio danza classica. Spero non sia peccato mortale, vero? Cerca di fare meno la spiritosa e portami da tua madre. È proprio deciso a parlare con la mamma. C'hai paura, eh? Io no, e lei? Io, e perché? A tua madre i preti non vanno a genio. No, no, anzi. Ah. Aspetti, la vado ad avvertire. Tu saresti la cuginetta freddolosa. Sì, padre. Da Mus, Don Salvatore, da Wo ist Genua? Aber das ist unser Tonband. Ja, un dia man registriert sogar. Hör will sein. Perciò lei capirà quanto era necessaria questa mia visita. Mi dispiace averla importunata a quest'ora, ma Ha fatto bene, Don Salvatore. Ha fatto benissimo. mi fa piacere sentirglielo dire, contessa. Magari le madri fossero tutte come lei. Grazie, ma cosa vuole? Noi madri siamo tutte troppo buone, lo riconosco. Siamo troppo buone, ma al giorno d'oggi siamo così poco ascoltate. Io mi domando come mai lei non sia venuto prima. Le confesso, signora contessa, che ero un po' prevenuto. Ma adesso comincio a convincermi che una volta avuta l'approvazione di voi genitori, le cose cambieranno. Dio lo volesse, Don Salvatore, Dio lo volesse. Bevisce un whisky? No, grazie, lo bevo solo alla sera. Adesso magari una camomilla. Oh, io non ce l'ho, Don Salvatore. Allora niente camomilla. Oh, Dio, quanto mi dispiace. Non sa cosa farei per lei, Don Salvatore, perché da tanto tempo io l'ammiro. Su quell'altare io la guardo, con quei paramenti d'oro. Un angelo. Lei non mi ha mai guardato finora, vero? È da poco che sono in questa parrocchia, non... Quante volte l'ho invocato, Don Salvatore? Quante volte? Quante volte, contessa? Tante. A lui mi dicevo, a lui vorrei confidare tutto il mio animo. Io sono qui, disponga pure di me. Don Salvatore. Pensiamo alla sua figlia, contessa, che sta di là. È vero, mia figlia. Liliana non deve sapere niente. Niente. Venga. Di qua, presto. No. Ma che fa? Chiude a chiave. Chiudo sempre, quando apro la mia anima. Contessa, io ricevo in confessione ogni mattina dalle 7 alle 9. Padre, sto attraversando una crisi terribile. Di coscienza, figliola? Religiosa, padre. Religiosa, purtroppo. Vede, questa è la mia camera da letto. Guardi qua. Parenti? Mio marito? Vuole prendere i voti? Tutte le notti, Don Salvatore. Tutte le notti mio marito prende i voti. Capisce cosa voglio dire? No. È una vocazione fallita. Da piccolo è stato in seminario, capisce? Beh, anch'io. Allora mi capisce? No. Se non indossa uno di questi abiti non riesce mai a... Capisce cosa voglio dire? Ma padre, la supplico di guardarsi intorno. Guardi bene questa camera. È un'alcova o una cappella? Mi dica lei che è pratico. Allora capisce il lungo martirio che sono costretta a subire. Padre, da tanti anni sono amata soltanto da ecclesiastici. Il più delle volte preti, ma anche frati di ogni ordine. Una sera perfino un cardinale. Ma tutti falsi. Contessa, mi faccia andare via. Padre, non ne posso più. La finzione non mi basta più. Io ho voglia di un prete. Oh, Scusi, Don Salvatore. tu? E che ci fai qui? Io ci abito. Ah, è qui che... Sì, è qui. Frequentato mica male sto Ma palazzo. scusi, lei che ci viene a fare, specialmente da quella? Cosa stai pensando?
Perché? Se può pensare? Don Salvatore, è il cappello! Gli è cascato il cappello! Achtung, er kommt. Che diavolo ci fate qua dentro? Beh, che avete da guardare? Rossetto. Avete sentito? Fuori, fuori tutti. La prossima volta non mettete piede qua dentro se prima non ci sono io. Noi avevamo visto macchine. Credevamo fosse qua per lavoro, non per... Che no, non un corno, fuori, fuori tutti. Via, via! Don Salvatore! Don Salvatore! È il cappello. Può darsi che mi sbaglio, ma questo prete puttaniero è... Ecco mia madre, cioè la mia matrigna, e tutta quella... Non mi ha vista? L'ho vista. Perciò me ne stavo andando, non è il caso che la disturbi in questo momento. Ma non mi disturba affatto. Sia fatta la volontà di Dio. Non si muove foglia che Dio non voglia. Non è forse vero, padre? Con questo caldo poi non c'è un alito di vento. Mi scusi se continuo a nuotare ancora un po', ma devo completare il mio esercizio. Lo faccio per i pettorali. Ah sì? Faccia con comodo. Grazie. Se non sbaglio lei è venuta a parlarmi di Paola, vero? Lei ha saputo, no? Sua madre, la prima moglie di mio marito, è scappata con un altro uomo. Da qui il suo risentimento. Diceva, padre? Dicevo, quei tempi che corrono. Ha proprio ragione. Ma come si fa? Come si fa? Non capisci che ogni volta che ti chini ti vedono tutto? E che mi vedono, mi fa lei? Obiettivamente, padre, può dare fastidio. A me no. Cioè sì, certo che mi dà fastidio. Ma perché lo deve mostrare? Perché non se lo copre come fanno tutti? O quasi tutti. È quello che le ho detto io. E poi non è mica solo questo. C'è di più. Cosa? Non glielo posso dire per via del segreto confessionale, naturalmente. Non le creda, inventa tutto. È una bugiarda matricolata, è una mitomane. Va bene, signore. Glielo assicuro. Non lo dimentichi. Questi ragazzi contestano tutto perché sono infelici. Anche tu. Ma ce l'avete tutti con me oggi? E che vi ho fatto? Ma io ho riportato il cappello. Hai toccato qualche cosa? E che devo toccare? Scusami per prima sulle scale, non volevo offenderti. No, era giusto. Solo che io lo faccio per bisogno, mentre quel mignottone del piano di sopra lo fa per vizio. Sono due cose diverse. Ma non ti puoi esprimere meglio. Scusi, padre. Comunque per me è la stessa cosa, solo che tu puoi smettere quando vuoi e lei forse no. Adesso scendi che c'ho da fare, vai. Ma che me lascia a piedi? Ho preso pure un taxi per raggiungerla. Sia buono, mi dia uno strappo. Lo strappo te lo darei, ma come dico io. E stai composta, per favore, almeno tu. Lei fa presto a dire smettila, è mica facile. Dovrei cambiare città, nome, tutto. E manco basterebbe. Ma ci hai provato? Certo che ci ho provato. E beh? È peggio. Come peggio? Peggio. Vede, per esempio ieri è venuto un tipo, una brava persona, un industriale di Torino, un buon cliente. Volevo dire un bravo uomo. Ah. Beh, gli ho detto che non volevo più. Allora? Si è commosso. Ha detto che facevo bene, che la via della virtù è più difficile ma più felice. Sì, insomma, padre, un po' le cose che mi dice lei in confessione. Però mentre parlava ha cominciato ad allungare le mani. Sei una brava ragazza, dice, e tocca. Non lo devi fare più, e accarezza. Quanto mi fa piacere che cambi vita. E allunga 10 carte da 10.000 sul tavolo.
Lo sai che mi viene da piangere, dice... Stringe, vieni al dunque. Per farla breve, padre, alla fine mi sono commossa pure io. E poi piangevamo tutte e due. Brava. A letto piangevamo, padre. Ma, e mo che fa? Vai con Dio, figliolo, ho fretta. No, io non mi muovo finché lei non mi dice perché ce l'ha con me. Io non ce l'ho con te. Ma allora perché non mi vuoi più confessare? Perché t'ho troppo confessato. Le tue non sono confessioni, sono romanzi d'appendice. Oh, ma io non invento niente, sa. Che romanzi? E questo è il guaio. Ascoltami, figliola. Sono 3 mesi che ti confessi, una volta alla settimana. Mi hai raccontato per filo e per segno tutto quello che ti succede. Normale. Dico tutto. Ma perché vorrebbe che gli nascondessi qualcosa? No, che mi racconti anche minimi particolari, va bene pure questo, ma dopo 3 mesi un povero prete che fa? Vomicia, padre, vomicia! Ti insegno, mascalzone! Pace bene, reverè! Adesso scendi per davvero. Ma qui me lo dice dove lo trovo un tassì. Con tutti i preti che ci sono a Roma, tu proprio a me dovevi capitare. Ah! Non creda mica che non mi dispiace dargli tanto disturbo, padre. Ma che ci posso fare? Sono proprio nata disgraziata, purtroppo. No, lo vuoi essere tu. Se invece di piangere a letto col torinese ti fossi messa a cercare un lavoro, che ne so, bambinaia, cameriera. Ma l'ho cercato un lavoro. Solo che poi pretendono le informazioni e non me lo danno. Mica è facile. Sarebbe un po' come fa cambiare mestiere a lei, padre. Ma che paragoni vai facendo? Io non ricevo in casa. In chiesa? Certo. Tutti tranne che a me. Non è vero, puoi venire da me in qualunque momento. Ma sinceramente pentita. E col fermo proposito di non peccare più. Adesso fila, io sono arrivato. Ma è lontano. Te la fai a piedi, vale per penitenza. Allora me la dà la soluzione. No, no e no, scendi. E scendo. Se preoccupi. Ma chi se crede da esse? Boh. C'è l'onorevole Fornesi, il marchese e la marchesa Casetti, una donna eccezionale, il sottosegretario Brogliotti. Un Rick tra amici, si divertirà. Ma io veramente avrei da E fare. intanto parliamo di questa mia benedetta bambina. Sa, per la piccola Esther io sono un po' un padre e un po' una madre. Il mio matrimonio è durato in tutto soltanto 3 giorni. E la sola cosa che mi è rimasta, diciamo così, di quell'increscioso incidente è questa benedetta bambina. Scusi se chiude, padre, ma il nostro deve essere un colloquio intimo. Ed è per questo che mi racconta tutto, povera piccina, proprio come una mamma. L'altro giorno, per esempio, piangeva di rotto per quella soluzione che lei non le ha dato. Le ho detto, cara, non te la prendere, cos'altro potevo fare? Povera bambina mia, è proprio molto disperata. Mi sembrava pentita, però, profondamente scossa, turbata, direi. Ma che cosa mai le ha raccontato di tanto grave? Sofia. Non posso ripeterlo, è segreto confessionale. Capisco, padre, sono anch'io osservante e molto praticante. Ma torniamo alla piccola. Mi ha detto che lei le ha imposto, fra le altre cose, di non fare più lo striptease davanti agli amici. Certo. Lo fanno per gioco e sembra che sia l'ultima moda. È una vergogna, onorevole. Ma cosa succede, Vanadio? C'è la gomma bucata, onorevole, devo cambiarla. È un po' presto, allora. Sì, certo, come no. Ma bisogna cercare di capirle, queste povere ragazze. Si spogliano perché, come lei sa, la virilità è in declino. Di questi tempi le donne vanno poco ed è per questa ragione che sono costrette a spogliarsi. Lei sa, la pubblicità è l'anima del commercio, reverendo. Per esempio, io modestamente faccio lo stesso per farmi eleggere deputato. Un onorevole è come un prodotto di consumo qualsiasi. Per imporlo bisogna propagandarlo, offrirlo. Sbatterlo sotto il naso, diciamo così, del consumatore restio, vero? Bravo. Bravo, un corno. Di questo passo andranno di casa in casa come quelle dei detersivi per far conoscere il prodotto. Ma sa che lei mi piace? È simpatico, moderno,
comprensivo. Lei è sciupato in una parrocchia e può aspirare a un posto di comando nella gerarchia ecclesiastica. Vediamoci più spesso. Frequentiamoci, così facciamo meglio conoscenza, se lei lo vuole. Perché lei è la stoffa di un monsignore. No, onorevole. Questa è la stoffa di un prete semplice. Lei è troppo modesto, reverendo. Vedrà cosa farò di lei. Non credo che C'è possa... una complicazione, onorevole. Venga un po' giù a vedere. Scusi un attimo, reverendo. Ma questa gomma non è bucata. Già, ti piace il prete, vero? Smettila. Non farmi gelosa adesso. La verità è che sei una gran... Parla piano che ti sente, stupido. Me deve sentire non solo il prete, ma tutti i tuoi elettori. Lo sai che ti faccio? Io te rovino. Sì, te rovino. Reverendo? Reverendo? Reverendo, ehi! Ma che cosa fa? Venga qui! Don Salvatore! Reverendo! Gesù, Reverendo, Maria, fate che salve l'anima. ma che ha pensato? Guardi che ha capito male! Razza di schifosi, peggio delle madri. Per una vera democrazia, schiacciate il Bacarozzo. Vieni a schiacciarmi, vieni! Oh, sei pazzo. Padre, vieni! Sì, di con lei, non vuoi un passaggio? Vieni! How are you? Padre, come stai? Non si ricorda di me? Veramente? Mesi fa abbiamo fatto un volo in aereo. Palermo, Roma insieme. Sali, su, avanti. Su, padre, che c'è? Hai paura? No, ho un appuntamento. Allora non perdere tempo, ho fretta. Come on. Forza, mi monti dietro. Eh? Attento alla gonna nella ruota. Padre, così lei può cadere. Ti attacchi bene con tutte le mani. Ti stringi forte, attento che accelero, è un'onda. Così mi fai il solletico, padre. Ti abbracci bene. Ecco, bravo così. Come ti trova Roma? Benissimo! Voglio dire bene. Cioè, così, tutto sommato stavo meglio al mio paese. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi Noi rimettiamo i nostri debitori, non ci giuri in tentazione, ma liberi di male. Buona fortuna, padre. Non così, per carità, non così. Vai! Predica bene. Grazie, la meglio. Ja. Andiamo ragazzi, su. Ci siete tutte? Scusi, padre, permette una parola? Mia cugina mi ha detto che lei ha commesso abuso di potere. Perché se una persona viene da lei a confessarsi, lei ha il dovere di assolverla. Dì a tua cugina che Gesù ha detto: saranno rimessi i peccati a chi li rimetterete, saranno ritenuti a chi li riterrete, perciò il prete assolve se incontra il sincero pentimento. Giovanni capitolo 20, comma 23. Hai continuato a dormire con tua cugina? Sì, padre. E ti piace, vero? Sì, padre. È così che segui i miei consigli? Allora mi nega la soluzione. No, figliola. E che penitenza mi dà? Inginocchiati e te lo dico. In nome del Padre, Siti Fili, di Spiritu Sancti. Amen. E adesso veniamo a noi. Allora, che penitenza mi dà? Andrai scalzo al santuario delle Tre Fontane, dove reciterai a voce ben alta l'atto di contrizione 1000 volte. Ma è lontanissimo. Se fai San Sebastiano, la Pepignatelle, tagli per Frattocchia, sono 27 chilometri. Vai con Dio, figliola, vai. Beh, alle Tre Fontane mi ha mandata. Anzi, credevo peggio. La cuginetta. E a me che penitenza mi dà, reverendo? Reciterai 3000 Patere, 3000 Ave e 3000 Gloria. 3000 per 3, padre. Fa 9000, figlia mia. E quanto ci metto? Se sei abbastanza svelta, diciamo una settimana. Vai con Dio, figliola, vai. 9000 preghiere. Quando vado a lezione di lingue? E a me, padre?
Farai in ginocchio 40 volte su e giù la Scala Santa recitando 1000 Pater, 1000 Ave, 1000 Gloria. Ma così mi sbuccerò tutte le ginocchia, mi sanguineranno. Dopo ti disinfetti e te le fasci, così invece della mini porterai la maxi. E se anche di sotto non porti niente, la decenza è salva. Parva peccata, mini penitenza. Maxima peccata, maxi gonna. Amen et tefila. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Tu invece farai 7 volte a pecoroni il giro del colonnato di San Pietro. Ma Don Salvatore, io ce l'ho lombaggine, so. Don Salvatore! Don Salvatore! Don Salvatore! Ehi! Hai deciso cosa? Beh, veramente, ho deciso di dargli retta, di piantarla, Piantare che cosa? di fare la vita. Oh, Dio sia lodato. E sei sicura di questo tuo proposito? Come no? Poco fa hai rifiutato pure un cliente. Gli pare poco. Brava. Brava. Era ora, no? Beh, E dimmi, che farai dopo? Intendo che lavoro, che progetti hai? boh, ancora non ho deciso, ma potrei pure non lavorare, visto che ho messo da parte sempre la metà di quello che ho guadagnato, e allora? Sei ricca, eh? Beh, direi. Se penso che quando sono venuta a Roma volevo solo levarmi la fame. La fame è una cattiva consigliera. Anche in seminario molti entrano solo per fame, senza vocazione. Giusto per scappare dalla miseria. Per fortuna io la vocazione ce l'avevo. Ma lo sai che proprio come a me, Che cosa? anche nel mio mestiere la vocazione è importante. Non confondere il diavolo con l'acqua santa. Con la vocazione ci si nasce. E poi se diventa, me l'ha già detto. Oh, siamo in sacrestia, figliola. Ma che gente frequenta? Lo sa, padre, no? Lo so, sì, lo so. Adesso fila, lasciami solo, devo dire messa. Vai, Ma adesso che l'ho piantata mi confessa, però. quando vuoi. Ah, grazie, padre. Sapessi quanto è importante per me. Lei è l'unico uomo che non mi fa sentire quella che sono. Fammi andare via, fammi andare via. Su. A lei, padre, dà fastidio? Dà fastidio? Dà fastidio? Sì che mi dà fastidio. Sì, ed è peccato, peccato mortale. Mio Dio, mi metto con tutto il cuore dei miei peccati. Ma che colpa ho io se ormai mi sono abituata a lei? E non ne posso più fare a meno. Li odio e li detesto come offesa alla vostra maestà infinita. Lei è così diverso da tutti gli altri preti. Non mi indurre in tentazione, ma liberami dal male. Sapesse quanto è importante per me, Don Salvatore? Con lei sto bene. Lei è l'unico uomo che non mi fa sentire quella che sono.
No, signore, insisto. Così non può proprio continuare. Fretta. Fretta voglio, anzi freddissima. Urca! E che mi vedono, mi fa lei? Il culetto. Figurati, se Dio vuole ce l'ho ben fatto e oggi nessuno si turba più a vedere un bel culetto. Insomma, secondo questa benedetta figliola, vedere un sedere ben fatto non dà fastidio. Sono senza complessi queste ragazzine di oggi. Secondo lei può dare fastidio, padre? Ma come, monsignore? Non sente il resto? Adesso viene il bello. Ascolti. C'è la contessa Bellini che taglia la testa al toro. Si convincerà che se voglio essere rimandato a Petralia di Sotto ho le mie buone ragioni. Ho voglia di un prete vero, vero che mi possieda. Sì, sì, la tua mano, le tue carezze. Basta! Monsignore, ho attaccato i pezzi più indicativi. Lei sta ridicolizzando la sua missione. Se voleva essere trasferito non c'era bisogno di tutte queste buffonate, tantomeno di arrivare allo scandalo delle penitenze. Ma io ho chiesto tante volte al parroco di mettermi a rapporto con lei per evitare ogni... Beh, quello sarebbe stato facile prima, ma adesso con tutta la stampa che ci si è buttata addosso è assolutamente impossibile. Vuol dire che non mi rimanda al mio paese? No, io la mando a quel suo paese, con molto piacere, ma non ora. Non ora. Senta, monsignore, io in questa città mi trovo male. Forse è colpa mia, anzi, senz'altro, io non sarò all'altezza, ma gli assicuro, monsignore, quando sono arrivato ero felice, pensavo Roma finalmente. Sto a 2 passi dal Papa. Mi sembrava di aver toccato il cielo con un dito. Che scoperta terribile, invece. Tutto è così brutto. La famiglia non esiste o quasi, la gente vive nell'oscenità e nell'erotismo. Perfino le coscienze più religiose ne sono turbate, addirittura sconvolte. Anche la sua? Forse. Ecco dove l'aspettavo. Ogni prete prima o poi ha la sua crisi di coscienza. Se la sua anima vacilla non è per quello che vede o sente, ma è per la poca fede che lei ha nel suo sacerdozio. Non si risolvono le crisi di coscienza con la rinuncia, così come vorrebbe fare lei. Tornarsene nella sua parrocchia in Sicilia vuol dire fuggire, scappare, nascondersi, tradire la sua missione. Ma io laggiù... Sì, lo so. E lei laggiù viveva lontano dal mondo, un mondo che sta cambiando, dentro e fuori della Chiesa. Se Dio l'ha mandata qui è perché voleva mettere alla prova la sua vocazione. Sì, però il buon Dio da un po' di tempo a questa parte esagera, mi pare. Lei è sicuro della sua fede? A Petralia di Sotto lo ero. Qui non so più. È questo che deve sapere. Vada, torni dai suoi peccatori. Provi alla fiamma del loro peccato la forza della sua vocazione. Diventi un prete coraggioso, moderno, avanti, via, via questo vestito, via. Beh, clergyman, cos'è questa roba? Questa va bene a Petralia, non qui. Si aggiorni, sia forte e preghi, figliolo. Soprattutto preghi. 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 E nel nome di Dio, voi sarete la stessa carne e lo stesso sangue, e solo morte potrà sciogliervi. Todini Amelia, vuoi prendere come tuo legittimo sposo Landacchi Filippo, qui presente, secondo il rito di Santa Romana Chiesa? Sì. Landacchi Filippo, vuoi prendere come tua legittima sposa Todini Amelia, qui presente, secondo il rito di Santa Romana Chiesa? Secondo il rito di Santa Romana Chiesa. Sì. Ma che fa, padre? Lo dice lei, sì. Landacchi Filippo, e tu ti devi sbrigare. Avanti, figliolo, fatelo uscire fuori sto fiato, su. Sì. Oh. Ego coniugo vostri matrimoni, in nome del Padre, Sette Figli. Ego coniugo vostri matrimoni, in nome del Padre, Sette Figli e Spiritu Sancti. Amen. Andate e siate felici. Che cerimonia commovente. Congratulazioni. Auguri. Auguri. Grazie. Tanti auguri. Signora, per i battesimi dovrebbe... Non Salvatore. Silvia. Ma è tu? Ma che? Magari fosse mio. Ma lo sa che è proprio bello vestito così? Addirittura. Sembra un uomo vero. È che sono una donna. No, dicevo per dire, così mi mette meno soggezione. E così sto per il bimbone di chi è? Gliel'ho detto, no, che avrei cambiato mestiere. Faccio la babysitter, la bambinaia ora. Ah. Magari non è un lavoro tanto ben retribuito. Nelle tariffe ore le donne sono molto meno generose degli uomini, ma a me va bene lo stesso. Serve per distrarli. Sa che gli dico, padre? Che non gliela facevo proprio più. Evidentemente ti sei accorta che forse non avevi la vocazione. Un po' come a me. Ma che dici? Lei ce l'ha la vocazione, come? Non ne sono più tanto certo.
Adesso mi piacerebbe sapere quello che è giusto e quello che non lo è. Ma perché non parla? A me raccontargli i fatti miei mi ha fatto bene. Vuoi confessarmi tu adesso? E mica mi dispiacerebbe sapere i peccati di un prete. Sono molti, e forse più pesanti di quelli che mi raccontavi tu. Ma che, mi prende in giro? No, Silvia, ci sono delle cose che per un uomo qualunque rappresentano un sacrosanto diritto. Per uno come noi invece sono il peccato con la P maiuscola. Quali? Le più naturali, le più umane. Non lo so, passeggiare così, per esempio, accanto a te, parlarti, ascoltare la tua voce. A me fa piacere. Ma un prete dovrebbe essere fuori da queste sensazioni. Anche quando veniva a confessarti era la stessa cosa. Mi faceva piacere sentire la tua voce. Forse più di quanto mi dispiacesse quello che mi dicevi. Ma allora è per questo che non ha voluto più. Sì. Forse. Può darsi che sia proprio questa la ragione, vedi? Mi accorgo di reagire al male quanto più il male mi turba. Io non lo so, ma secondo me camminare accanto a una donna, desiderarne la compagnia, non mi pare tanto brutto. Neanche per un prete. No? Se poi non ci fosse tutto quello che ti resta dentro. E che vorrebbe dire? Guarda come dorme. Lui non c'ha tutti questi problemi. Sarebbe bello rimanere bambini, eh? Infatti i guai aumentano man mano che si cresce. Il nudo, perciò, nella figurazione artistica non è in sé né condannevole né disdicevole, cattivo invece l'uso che se ne può fare. Come energia atomica? Come certa stampa, cretino. Il peccato infatti non risiede nel nudo, ma nelle intenzioni di chi lo rappresenta. O in occhio di chi guarda. Ecco, bravo, in occhi di chi guarda, ma adesso piantala, eh? Osservate per esempio questo quadro di Engro. Reverendo. Portiamo fuori presto, subito, chiamiamo qualcuno. Può essere infatto. Anche mio zio ha paese così. Bisogna chiamare me. Mi ricordo benissimo. Forse muore, guarda come bianco. Nero, occhi, verde, gambe, rosso, bocca, luce, labbra, terra, seno, stelle, lingua, sole, donna, luna, cosce, cielo, culo.
Le dispiace, sorella? Mi scusi, padre. No, niente, ma forse è meglio fermarci qui, Se no chissà quello che salta fuori. Veramente non volevo, mi creda. È proprio questo il guaio, che tu non vuoi. Che cos'è che non voglio? Parlane col tuo parroco, lui ti spiegherà meglio, vedrai. Ma si può sapere che cosa ho? Insomma, quando un uomo è nel pieno della sua virilità, anche se è prete, non le può evitare certe cose. Quali cose? Oh, ma dico, ma tu ci fai o ci sei? Da dove vieni, benedetto figliolo? Da Petralia di Sotto, padre. Ecco, va bene. E a Petralia di Sotto non ti hanno spiegato che ci sono certi momenti in cui un uomo deve necessariamente dar sfogo ad alcune esigenze fisiologiche? Mm? No. No, va bene, e adesso lo sai. Tu ti stai ammalando proprio per questo, perché hai cominciato a vedere la vita sotto un certo angolo. Che angolo? L'angolo del sesso, purtroppo. Beh, vieni con me, su. Ah, tu non te ne rendi conto, figliolo mio, ma stai arrivando allo sdoppiamento psichico, alla nevrosi, perché la tua mente giustamente si rifiuta di accettare quello che i tuoi sensi gli impongono. Mia! Quello che tu credi di vedere tante volte non è la realtà, è semplicemente una proiezione delle tue turbe psichiche, è la materializzazione delle tue inibizioni. Vuol dire che sono matto. Ma io al mio paese stavo così bene. La Bibbia dice andate procreate. La Bibbia dice Va bene, andate se ne vada adesso, vedremo, su. Grazie, al tuo paese la virtù è facile, in mezzo alle capre, agli asini, lontano dalle tentazioni. Siete proprio in quantum fellatio, un lingum et scopavimus optime. Sì, vabbè, basta adesso, su. Ecco, vedi questa povera gente. Beh, parecchi erano preti come te e hanno cominciato come te e adesso la mente non gli funziona più. Visioni, mortificazioni della carne, sofferenze, eccoli là. Allora, che cosa faccio? Ma non lo so, non ti posso mica dare una ricetta scritta, benedetto figliolo. Però vedi, madre natura, in fondo, nella sua infinita saggezza. Va bene, padre. Vai con Dio, figliolo. Allora, lo faccio. Amore, che ci vieni col pullman? Ani, guaia! Sta con lei, signora? Sì. Vuole favorire i suoi documenti? Sì. Ci scusi tanto. Buonasera. Oh, a te ci ha mandato la provvidenza, sa? Forse la provvidenza ha mandato te, figlia mia. C'hai voglia, Oh, tu ci hai ancicato il cappello. Beh, ma vedrai come so essere riconoscente io. Sto insieme a te quanto te pare. Tutta la notte, se vuoi, Abito lì. Ti faccio tutto gratis. Fammo conto che è per amore. Come ti chiami? Torelli. Ma no, dico de nome. Ma che ti importa? Boh, dicevo così per dire. Allora, scendi. Boh, per me come te pare, se te la vuoi fare qui. Ma che fai? Copriti. Copriti subito, per favore. Ah, ma che maniere. Beh, dico, se non ti piace vuoi pure fare a meno d'arrabbiarti. Me lo dici, mica te obbligo. No, non è questo. Il fatto è che io... Ma che c'hai? Beh, sì, insomma...
È la prima volta. Cosa? All'età tua? Questa è buona. Ah, vedi, oh. Ma guarda che mi doveva capitare. Scusami, sa. Scusami, ma non succede mica tutti i giorni. Vuole che andiamo a casa mia, è carina, sa. Magari si sente più a suo agio. Io scendo allora. Vabbè. Grazie. Ancora grazie. Buonanotte, reverendo. È la prima volta. Alla sua età. Buonasera, don Salvatore. Come sta? A che cosa devo il piacere di questa sua visita? Una cosa urgente, immagino, se la spinge a venire qua a quest'ora. Dica. Ma che fa? Mi spoglio. Come? Lei non si mette in libertà, contessa. Ma lei è impazzito, si riveste immediatamente. Capisco. Così non le va. Ma cosa? Lei preferisce fare con un prete, diciamo, nature. Don Salvatore, ma cosa le prende? Non si sente bene. E io l'accontento subito. Ecco, mi rimetto la giacca. Da qualche parte devo avere anche il colletto. Eccolo qua. O forse vuole che mi vesta da monsignore? Come preferisce? Da vescovo? Da cardinale? Oh! Andiamo di là. Andiamo a scegliere il vestito insieme. Ma io... Don Salvatore, credo che lei non stia bene. Senta, dia retta a me. Torni in parrocchia e chiami subito un medico. Vada via ora, per favore. La prego, si sbrighi, sto aspettando degli ospiti. Vada via. Ma non volevo un prete vero. Arturo, per favore, accompagna il reverendo. Sì, signora contessa. Da questa parte, prego. Buonasera. Buonasera. Secondo. Ciao, Marialoni. Ciao. Ciao Silvia, vi auguro un bacetto al tuo Gigino. Torna presto. Sabato pomeriggio sono a Roma, appena arrivo ti... E là sulla scala mi sono accorto che i miei turbamenti, le mie angosce, dipendono da quella donna. Ma sei sicuro di aver visto Monsignor Torelli?
No, di lui no. Ma Silvia quell'uomo sì, ne sono certo. E hai intenzione di rivederla? No, Perché? mi ha mentito. Aveva promesso di smetterla. Tu non devi evitarla, per questa ragione sei un prete. A differenza degli altri, se il tuo amore venisse ricambiato, le faresti soltanto del male. Perché? Come perché? Che cosa le vuoi offrire tu? Un rapporto odioso, senza nessuna speranza. Ah, da retta a me, dimenticala. Torna da Torelli e insisti che ti rimandi al tuo paese. Sparisci. Ma vengono qui. Santo cielo. Oh, Don Salvatore, ma non vede che sta succedendo laggiù? Si sbrighi, faccia qualcosa, si muova! Si sbrighi! Ragazzi! Ma che fa? Gliele porto io, le vedi? Gliele porto io. No, io faccio tutto io. 2 o 3 per volta le devo portare. Bisogna mortificare la carne. Eppure tu devi mortificare la carne. Così la prossima volta sulla spiaggia ti comporti meglio. Devo faticare. Devo arrivare a letto distrutto la sera. Che gusto ci Che gusto ci provo? Questo è il punto. Non ci devo provare gusto andare a letto la sera. Sai che si fa a letto? Sì, Si dorme, ecco, bravo. E si sogna, hai capito? Sì? E io non voglio sognare. In parrocchia si mangia poca frutta e troppa carne. Da oggi più vitamine e meno calorie, vero? Certo. Ecco cosa ci vuole. Meno calorie. Reverenzo, sua quemela. Fermi, le raccolgo io, meglio se cadono. Io Solo un momento. Io padre. Meno calorie e meno carne. Meno carne. Che ci fai qui? E che se fa dal frutterolo? La spesa, no? Aspetti, Don Salvatore! Ma che ce l'ha di nuovo con me? E va bene, ce l'ho di nuovo con te. Anzi, ce l'ho sempre avuta. Ma che io ho fatto? Niente. E allora? La devi smettere e basta. Ma l'ho smessa, gliel'ho detto, no? No, non l'hai smesso manco per niente. E non dire bugie. Perché non solo continua a ricevere clienti, ma ti fa dare le pacche anche sul di dietro. E non strilli. Lei prima di parlare dovrebbe sapere come... Eh no, eh? Eh no? Se c'è qualcuno che deve sapere qualcosa, sei proprio tu. Così la smetterai una volta per tutte. Avanti, cammina. Apri bene le orecchie. I bruscolini. Adesso sono io che mi confesso. Con me, padre? Sì, con te. Una volta mi hai detto che ti sarebbe piaciuto sentire la confessione di un prete. Eccola, è arrivata. Ma che mi butta a fiume, Don Salvatore? Ma che ti butto a fiume? Siediti. E non mi guardare. Allora, ci sono cose che tu devi sapere che ne dica Don Clemente. Una di queste è che mi sono innamorato. Lei, Don Salvatore? Sì, io. E di chi? Di te, disgraziata. Non mi guardare, t'ho detto, che mi fa vergogna. Vedi, anche a un povero prete come me può capitare di innamorarsi. E tu non hai fatto niente per impedirmelo. Quando veniva a confessarti, mi davi il tormento. Ero geloso, Silvia. Geloso degli uomini con cui ti accompagnavi. Di quello che ci facevi. Ogni volta mi sembrava di morire. Eppure non vedevo l'ora che ritornassi. Ho cercato in tutti i modi di levarmiti dall'anima. Ma tu ci sei rimasta lo stesso. Di prepotenza. E adesso, porcaccia la miseria. Adesso ti amo. L'amore di un prete è una cosa buffa, vero? No, è un guaio. Come un guaio? Sì, perché pure io mi sono innamorata di te, Don Salvatore. Che fai? Continui a prendermi in giro? Ma perché credi che ci venissi tutte le mattine in chiesa a confessarmi? È perché mi sentivo in colpa con te, non con la mia coscienza. Però hai continuato. Buone donne ci si resta, purtroppo. Specialmente quando una è sola come me.
Stamattina ero venuta a dirtelo in chiesa, ma non t'ho trovato. Vedi, se io ci avessi qualcuno accanto, per me sarebbe diverso. Non mi sentirei più così disperata. Ed è per questo che mi sono attaccata a te. Per amore o per forza hai voluto bene a tanti. Uno più, uno meno. Ti passerà. Ma per me... Per me sei la prima e l'unica, capisci? Beh, ho detto che sei la prima, non ridi? Perché? Che c'è da ridere? Tu mi stai dando la cosa più bella del mondo, mentre io invece... Don Salvatore, adesso sì che abbiamo mischiato l'acqua santa col diavolo. Ma per carità, quelle sono azioni che scendono tra pochi giorni, quelle carta straccia, non ne voglio quella roba. Ma non ne voglio neanche le siderurgiche. Vendi. No, aspetti, dove va? Ma no, venga qui. Venga, si accomodi. Come va? Che piacere rivederla finalmente, un prete moderno, vestito. Bene, si accomodi, prego. Sa che ho pensato molto a lei, sa? Le dirò anzi che sono stato anche un pochino in ansia. Si è preoccupato per me, monsignore? Sì. Mi sono detto, allora, questo ragazzo avrà superato le sue crisi, eh? Avrà risolto questi problemi di purezza che lo turbano in questa città tentatrice, eh? Tutto risolto per il meglio, eh? No. Anzi, ce n'ho uno più grosso. Ma allora è lei, benedetto figliolo. Vabbè, comunque, non importa. Cos'è che la turba? Sentiamo, su, coraggio, avanti. Voglio sposarmi. Lascia i voti? No, voglio fare il prete. Da sposato. Pure tu. Ma è una mania questa. 7 in 3 giorni. Ma dico, possibile che non pensate ad altro? No, monsignore. Io ho profondamente meditato. Ma che meditato? Di metterci nei pasticci? Ma non vedete che sta diventando una burletta? Qui tra poco non ci perde più sul serio nessuno. Ma in Olanda? Ma che Olanda d'Egitto? Lasciamo perdere l'Olanda, qui siamo a Roma. Lei è un prete cattolico, il Papa ha detto che i preti cattolici non si sposano. E se uno si innamora, come me? E allora uno si disamora. E se non ci riesce? E allora si spreta. E va a farsi strabenedire dove gli pare e piace. E se non riesce nemmeno a spretarsi? Allora fa il prete, ha capito? Fa il prete, e basta! Come lei? Sì, come me. Piuttosto mi spreto. O faccio una pazzia. Le montagne russe, Don Salvatore, andiamo su montagne russe, è divertente. Le montagne russe, Don Salvatore. Padre, andiamo su montagne russe. No, padre, montagne russe, molto divertenti, montagne russe, padre. Va bene, andiamo dove volete, figlioli, avanti, andiamo, però muovetevi. La emozione grande. Non fate imbecilli, andiamo, montagne russe, quelle molto divertente, molto bello. Permesso? E fammi passare. Arietti, te vuoi le va? Ci stavo prima. No, ci stavo prima io, signora. Che fai? Ricominci. Ricomincio che cosa? Ma sono 3 giorni che mi eviti. Devo prendere una decisione. Scusa, e che tu ci volevi ad avvertirmi? Non sono mica un cane. Si tratta della mia vita, la capisci o no? Alla mia non ci pensi. È proprio perché ci pensi. E quanto ti ci vuole decidere? Ho bisogno di tempo. Io voglio continuare a vederti, Salvatore. Invece mi dispiace, non posso. Salvatore, non fai ragazzino. Tu non puoi mica continuare a lottare col sentimento. Lavoro vero come il nostro, non puoi soffocarlo. Così fai solo peggio. Dammi retta, Salvatore, non prendi nessuna decisione. Se vive una volta sola, ricordatelo. Fai presto a parlare. Tu sei libera, ma per me dopo. Dopo che succede? Ma che te frega che succede dopo? Ci volevo bene, che ci impedisce che stai insieme? Tante cose, a cominciare dall'abito. E tu te lo levi, te spreti, no? E poi se vuoi regolarizzi con la legge. Come sarebbe a dire? Mi sposi, no? Sì. E chi te l'impedisce? Cosa? Ho detto chi te l'impedisce! Dai, Salvatore! Ma che, ti preoccupa l'avvenire? Anche. Ma ce l'hai la laurea o no? In teologia. Ci mangiamo di grasso.
Comunque non mi importa niente di quello che farai. Lavoro io. E io riscuoto. Dai, non scherzare, Salvatore. Se due poveracci come noi si vogliono bene, avranno pure bisogno di stare insieme, no? No, Silvia, no, che ti credi? Sono stato anche al vicariato, gli ho detto che ti amo, che mi voglio sposare. Sai che mi hanno risposto? Che sono matto, che un prete deve solo restare prete. Hai capito che cosa mi hanno risposto? Mettitelo in testa una volta per tutte, Silvia. Sono 2 notti, 3 notti che non dormo. Sono 3 giorni che muoio ora per ora, hai capito? Salvatore, sei l'unica cosa bella che mi è rimasta. Se te ne vai pure te, che me resta? Non ci posso fare niente, dimenticami, è meglio. Ma ormai è troppo tardi. Non me lasciare, Salvatore. Salvatore, dove stai? Dove stai, Salvatore? Quassù! Invece di parlare col vicariato, parla col Papa, no? Silvia, visto che non l'hai capito, te lo spiego meglio. Sono io che non voglio più vederti, va bene? Razza d'egoista senza cuore. Prete! Sì, voglio restare prete e basta! E chi gli dice niente, reverendo? Scende? Andiamo, ragazzi. Che c'è? Mi dispiace, don Salvatore. Ma deve alzarsi, deve svegliarsi assolutamente. Sì, perché pochi minuti. Le 3. Ma se è le 7 la prima messa, come ti viene in mente? Me lo spieghi di svegliarmi a quest'ora? Hanno telefonato per un'estrema unzione e sembra che stia molto male la Gigliotti. Silvia. Dicono che è grave, è molto grave. Ma che cos'ha? Non lo so, si sono raccomandati di fare... Chi è? Chi si è raccomandato di fare presto? Quello che ha telefonato, è una vicina. Una vicina? Va presto. Vengo subito. Silvia! Silvia! Salvatore! Silvia, dove stai? Sei qui? Silvia! Silvia, apri! Silvia! Apri! Silvia! Arrivo, Silvia! La terrazza! Sì, la terrazza. Silvia, sono qua. Aiutami, Salvatore. Sono arrivato. Ai. Silvia. Sto male. Senti, Silvia, se l'hai fatto apposta, se è tutta una messa in scena, te lo giuro che stavolta me la paghi. Avanti, rispondi, ti sei inventato tutto, è così? Dimmi la verità. È tutto nero, Salvatore. L'occhio. E se chiudono l'occhio. Vuoi tu prendere in sposo qui presente Don Salvatore Macagnone? Sì. Don Salvatore Macagnone, vuoi tu prendere in sposa la qui presente Silvia Gigliotti? Contro, dico contro, il volere di Santa Romana Chiesa? Lo vuoi sì o no? Non so. Non lo so. Come non lo so? Forse dovrei... Non so.
Non lo so. Lo vuoi, sì o no? No, No. non lo so. Sì o no? Non lo so. No. Non lo so. Salvatore! No. Se si sveglia, Don Salvatore. Svegli, Don Salvatore. Don Salvatore, sono le 6. Sono le 6, è tardi, sono le 6. Le 6, ho capito. No, le 6 erano quando ci hai chiamato prima, adesso sono le 7, tra poco c'è la messa. Va bene, scendo subito. Don Salvatore, c'è una lettera per... Va bene, ho capito, mettila sotto la porta. ci sta da ieri sera. Ma me l'ha data la signorina Gigliotti. Sì. ha detto che non era urgente, io non l'ho svegliata. Ha detto pure che partiva. Sbriga che è tardi. Caro amore mio, ieri quando te ne sei andato dalla giostra insieme ai seminaristi, t'ho guardato dall'alto. Oh, eri nero e brutto come un bacarozzo in mezzo ai ravanelli. Te odiavo tanto che ho detto, gli sta bene sta egoista. Resterà solo per tutta la vita e quando sarà vecchio invece dei figli ci avrà sti ravanelli. Sai che allegria. Poi a casa mi sono disperata perché ho capito che non t'avrei più rivisto. Infatti, Salvatore, mi sono convinta che quando un capoccione come te vuole sta prete, nessuno può fargli cambiare idea. Nemmeno l'amore di una donna. Vedi, Salvatore, io mi ero fatta tanti sogni, tante illusioni. Pensavo a me e a te insieme. Dicevo, ricominciamo tutto da capo noi due, da zero. Ci reinventiamo da noi, Salvatore, dandoci l'uno all'altro quello che nessuno ci ha mai dato finora. E t'assicuro che io con te ce l'avrei messa proprio tutta per farti felice. Ti ricordi quando parlavamo della vocazione? Beh, io speravo tanto che tu non ce l'avessi. E invece fra noi due sei tu quello che ce l'ha sul serio. A questo punto, pure se io te convincessi a restare con me, saresti un disgraziato poi per tutta la vita. I preti come te, Salvatore, hanno una sola via d'uscita. Sposasse e resta a preti. Ma siccome questo pare che non si può fare, me ne vado via io e così non ti rovino niente. Parto stasera stessa, cambio vita, città, cambio tutto. Vado a Pavia, da mia sorella. Come farai, Salvatore, senza sta scocciatrice tra i piedi? Per te sarà più facile, c'è la fede e gli ideali che ti aiutano. Ma per me sarà un po' più brutto. Senza di te, Salvatore, non mi resta niente, proprio niente. Ci avevi ragione tu. Non si può confondere l'acqua santa col diavolo, anche se sto povero diavolo qui farà una gran fatica per non restarmi ignotta. Sai una cosa, Salvatore? Ho deciso che non cambio per niente confessore. Voglio dire che non mi confesso più fino a quando non ti rincontro. Chissà quando. Ma quel giorno spero di raccontarti solo peccati che non ti facciano soffrire. Non ti prometto niente, ma farò del tutto per riuscirci. Ciao, amore mio. E buona fortuna. Tu, Salvatore. Che faccio, Don Salvatore? Sono la prima messa.